Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre parliamo stavolta di alieni. Secondo molte persone, scienziati ed esperti, questi qua in effetti già sarebbero in mezzo a noi, quindi nascosti però in forme umane, dicono. Quindi c'è un dibattito senza fine da tanto tempo sul problema è vita extraterrestre oppure no. Quindi molti credono che, anzi molti sono convintissimi che sono già in mezzo a noi, quindi pensando che l'universo ha più o meno 2 miliardi di galassie e che il cosmo abbia più o meno 14 milioni di anni, quindi sicuramente non saremo l'unica, diciamo, razza esistente al mondo nell'universo ad essere intelligente, quindi diciamo che secondo anche, ciao Avvocatella, anche l'ex ministro della difesa canadese dice che ci sono addirittura 80 razze diverse di extraterrestri e che vivono in mezzo a noi, di cui dice tre tipi sono i più conosciuti, diciamo, quindi diciamo questi sono ministri della difesa, quindi sono persone, diciamo, non sono persone normali come me o come voi, diciamo persone normalissime, quindi anche un imprenditore aerospaziale che ha lavorato per la NASA è convintissimo che gli alieni vivono in mezzo a noi, come li chiama lui visitatori. Quindi, in effetti, quando gli è stato chiesto se credeva agli alieni, ha detto: Io ho speso milioni e milioni, più di quanto diciamo qualsiasi altra persona negli Stati Uniti per cercare, diciamo, di trovare questa cosa, quindi di questi alieni. Secondo tutte queste persone, diciamo, che hanno fatto queste ricerche, ci sarebbero vari tipi di alieni, tra cui il primo sono i bianchi alti. E dicono che, secondo varie fonti complottisti, come sempre, ragazzi, collaborano con l'aeronautica e la marina degli Stati Uniti nell'area 51 e nella S4, come vi dissi io, che avevano spostato gli alieni nella S4. Se vi ricordate, ho fatto un video su questo e io avevo detto che non stavano più nell'area 51 ma bensì nell'S4. Quindi, come vedete, esce fuori poi l'S4 pure in questa, diciamo, sì, sì, ti ricordi, avvocatello, avevamo già parlato dell'S4. Il secondo tipo, dicono, sono i famosi grigi, che hanno gambe e braccia molto minuti e che misurano giusto mezzo metro di altezza. L'ultimo tipo, dicono loro, è la razza dei biondi nordici. Sono simili, diciamo, agli abitanti nordici, cioè della Danimarca e i paesi europei del nord. Diciamo che sono tanti a fare queste dichiarazioni, anche il vice ministro del governo russo, se vi ricordate anche su questo ho fatto un video, Medved era prima di Putin, diciamo, ha fatto anche il presidente della Russia, quindi ha assicurato che le visite extraterrestri sono andate avanti per molto tempo e ci sono alieni che vivono in mezzo a noi, quindi non è che lo dicono persone così, giusto tipo come me oppure altre persone così normali, no, lo dicono persone, diciamo che diciamo, sono importanti da un punto di vista, quindi si parla di presidente, l'ex presidente della Russia, uno che ha lavorato con la NASA, non è che si parla di persone così, diciamo, normali, voglio dire io, quindi non è che lo dico io, dice vabbè Giuseppe, ma che ne sa lui? Sì, sì, l'ho visto pure io quel film, sì, sì. Quindi al finale diciamo che dicono che in realtà sono in mezzo a noi, però sono convintissimi che tra poco si rivelerebbero, quindi uscirebbero fuori allo scoperto, quindi non sappiamo se, purtroppo come sempre dico io, se sono, eh, che ne so, socievoli oppure no, questo non lo sappiamo, però secondo me se non erano socievoli oppure volevano qualche cosa da noi, credo. Vabbè, avvocate, ma già avrebbero fatto qualche cosa, non è che ti davano tutto sto tempo. Se ci volevano prendere il pianeta e prendere il loro comando, lo avrebbero fatto troppi forestieri. L'avrebbero fatto già da tempo, capisci? Non è che questa è la cosa che più mi aggrappo io, capisci? Cioè, se io so più forte di te, questi qua stanno proprio al di sopra di noi
in tutto per tutto come tecnologia e cose. Non ci avrebbero messo nulla a prendersi la terra, faccio... Sì, sì, l'ho visto, visita, vabbè, quelli sì, li ho visti che anche se mangiavano quella ben in Dio, quindi lasciamo stare, quindi credo che alla fine se erano cattivi, sì, già si sarebbero presi già tutti e tutti. Quindi non lo so, rimane sempre un dubbio al finale, non lo sappiamo che cosa vogliono, perché sono qui. Sì, prima amici e dopo gnam gnam, lo so. Questi vengono zitti zitti, come diciamo noi qua a sud, vieni sic e si mettono i chiatti, cioè vengono zitti zitti e poi si mangiano tutto. E più o meno il proverbio è così. Ciao Giù. Quindi diciamo che il proverbio ci azzecca proprio perché in effetti vengono i sic e si mettono i chiatti, cioè entrano dalla porta quella l'ultima e poi vogliono stare quella principale, quindi questo è il concetto più o meno. Però voglio dire io, se esistono veramente in mezzo a noi gli alieni, no? Ed erano e sono, diciamo, molto più avanzati di noi e volevano farci del male o prendersi il pianeta, che ne so, mangiarci come dici tu, oppure tante cose, oppure renderci schiavi, che ne so, diciamo questa teoria così. Sì, salutalo, Gio. Digli che ci mandasse due extraterrestri, uno a me e uno a Vocatella, così eppure diciamo a Marco Kenway, quindi noi siamo quelli più patiti, diciamo che stiamo cercando vita aliena, quindi stiamo sempre a cercare e vedere cose strane, quindi anche se sfortunatamente ancora non abbiamo visto sì qualche cosa, però non possiamo dire è vero. In effetti pure io, Marco, come pure Astro, abbiamo visto delle cose nel cielo di notte con i telescopi, col cellulare, però un conto è vedere così, un conto è poi sapere la verità, quindi rimane il dubbio al finale. Pure io ho visto tipo un disco alieno, però poi come faccio a sapere se è vero o non è vero? Quindi il dubbio rimane, quindi una cosa è la certezza, una cosa è sapere forse. Il forse non esiste, quindi devi dare una prova concreta, quindi di prove purtroppo non ne abbiamo almeno per adesso, quindi ci aggrappiamo alle forze. Quindi dicevo io, avvocato, se ci volevano fare del male, però anche come dici tu, questi fanno gli amici e poi ci fanno la sorpresa, anche questo può essere, non si mette in discussione che, come dici tu, vengono da amici e poi fanno gnam gnam, come hai detto tu, quindi diciamo anche la tua teoria ci può stare, però se questi stanno qua, si parla che stanno da tanti secoli qua, dico, dopo tanto tempo vorrebbero fare gnam gnam, lo potevano fare molto prima. Lo so, però si parla di secoli e secoli, addirittura si parla di quando stava Hitler, pensa un po', si parla addirittura del Terzo Reich, che già stavano loro qua, che dicono che l'hanno aiutato a fare certe cose, quindi cioè, dopo secoli e secoli questi, tutta questa fiducia vogliono prendere a 1000 per 1000, al 100%. Quindi secondo tutte queste... Sì, anche io. Eccola qua. Ma non mettere il nome. La tua amica avvocata è uscita, vedi? Quindi diciamo, saluta l'avvocato, se no è scortese non salutare, dai. Quindi diciamo ragazzi che è così, non sappiamo purtroppo... sì, 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 scrivi, scrivi. Ragazzi, non pensatela, quindi continuiamo con il nostro argomento. Non da pensare giù, giù, è tempo perso. Tanto ragazzi, domani arrivano, lo dico in anticipo, proprio per essere più precisi, già l'ho detto all'avvocatella, ci ho mandato il messaggio, arrivano, arrivano, non si dicono le parolacce, arrivano le Iene ragazzi, quindi
Gio, non ti preoccupare, usciremo su Italia 1, poi vieni pure tu, così usciamo su Italia 1 stavolta. Stavolta il giornale e le cronache di Salerno non mi vanno più bene, capì? Voglio cercare di andare più in alto, quindi stavolta arriveranno le Iene, quindi stavolta andremo in diretta su Italia 1. Quindi pure lì posso dire video, faccio il video pure là, che dite ragazzi? Ma un video lo devo fare per forza, io un video. Quindi non pensare, Gio. E vabbè, AMG l'ho messa così per far vedere tipo una cosa aliena, perché anche le foto io, sai, Pixabay non tiene tante foto, diciamo, tante foto, quindi diciamo, ciao Astro, quindi ho preso una foto più o meno che, diciamo, li ritraeva così, diciamo che queste sono le foto che più riesco a trovare, quindi quelle che metto a disposizione che non hanno il copyright. Come sapete, ragazzi, diciamo, ho dovuto mettere una così, poi non so quindi come sono fatti, quindi tu dici sono diversi, io lo spero che non sia così, perché se è così è davvero orribile, quindi davvero sarebbe, diciamo, pazzesco. Aspetta, aspetta, ma arriviamo con le Iene, signorina. Quindi adesso andremo su Italia 1, diventeremo famosi e te, non ti preoccupare. Papà ti aspetta a casa, non ti preoccupare, sta sempre lì. No, Astro, non la pensare proprio, io non la calcolo proprio, figurati. Però vengo, Astro, uscirò su Italia 1, quindi mi raccomando di seguirmi, vabbè, ti mando il video al finale, Astro, quindi ti mando il video di, diciamo, con me, le Iene, e poi vedremo se riusciranno a trovare questa signora, quindi credo che cercheranno di beccarla pure loro, giustamente faranno qualche domandina, quindi diciamo la troveranno sicuro, quelli sono bravi a cercare le persone poi, quindi ci faremo due risate poi. No, MG, io ho trovato questa foto perché non avevo altre a disposizione, quindi tutti quanti si pensano che sono così, quindi ho messo questa foto, quindi il proprietario giustamente ha lasciato questa foto, quindi la lascia libera per tutti quanti, per usi diciamo anche commerciali, tutti i cosi, quindi questa foto è libera da copyright, capisci? E quindi ho messo la prima foto che faceva vedere una cosa strana tipo alieno. Sì, sì, va bene, sì. Quindi ho messo questa foto solo per semplicemente per far vedere l'alieno, perché tutti quanti immaginano così, ragazzi. Quindi se tu parli con una persona ti diranno al 100% l'alieno è tipo gli occhi neri, grossi, la testa strana. Quindi il 100% delle persone, ragazzi, crede che sia così. Poi abbiamo detto anche che sono nordici, che sono, diciamo, sì, ci sono varie razze, quindi questo, diciamo, sarebbe il famoso grigio, come dicono loro. Sì, sì, dopo mandami il link MG, quindi diciamo questo qua sarebbe il famoso grigio come lo chiamano loro, dalla testa grande, il corpo esile, braccia e gambe diciamo sottili, diciamo questo sarebbe il grigio. Poi ci sarebbe, come ha detto, quello il nordico e poi ci sarebbe ancora un altro, quindi diciamo che sono tre, diciamo. Sì, sì, l'ho visto. Astro, giusto, qui in diretta con noi. Subito attaccata la signora mi ha detto lascia stare. Ah, sì, sì, ho capito, grazie, sì, sì. L'ho vista quella è una formula di esorcismo in effetti, quella che stavi scrivendo, io l'ho vista. Quindi quella è una preghiera di liberazione, l'ho vista, quindi diciamo che io giro molto il web, quindi ho visto diciamo, quello che avevi scritto, quindi quello è tipo una forma di esorcismo. Ma la signora non è posseduta, non preoccuparti, la signora non sta bene, questo è il problema, quindi non è un problema diciamo, di esorcismo, è un problema di testa, quindi è tutt'altra cosa. Quindi è inutile scrivere, diciamo, l'esorcismo qua.
non attacco Tiziano, io le ignoro. O hai sempre attaccato Tiziano? Cioè, certi messaggi, sì, sì, hai mandato certi messaggi a Tiziana che non io ho mandato per, giustamente perché sono troppo brutti da farla vedere, anche per lei, non gliel'ho mandati per non farla mettere paura, quindi mm, tu lei ignori. Tu l'hai proprio distrutta sui miei cellulari. Hai detto che è grassa, c'ha gli occhiali, ma l'hai fatto proprio, diciamo, gliel'hai detto di tutti i colori, quindi ora la ignori ora. Vabbè, è buon per lei, bravo. Stai migliorando, guarda. Quindi, ragazzi, il discorso è questo al finale, che secondo le teorie ci sono 80, diciamo, forme di extraterrestri. Ecco, è arrivato alieno, ciao, buongiorno alieno. Quindi pure gli scienziati sono convintissimi, ragazzi, che eccolo qua, i bianchi alti, questo era quello che mi mancava. Questi qua collaborano con l'aeronautica e la Marina degli Stati Uniti nell'area 51 e nell'area S4. Ma scusa, tu hai visto mai Avvocatella, tu? Tu hai mai visto come è fatta Avvocatella? Io, nemmeno io l'ho vista, partiamo da questo. Ho detto di mettere una foto, guarda, stiamo online adesso, adesso ci stanno sentendo tutti, no? Io ho detto metti una tua foto, pubblicala. Voglio togliere il commento di Avvocatella perché ti dirà che sei brutta sicuramente. Mettiamolo, facciamo giudicare alla gente. Quindi perché vuoi dire che sei bella? Lo dici tu? Vediamo. Allora, io te l'ho scritto 100 volte, metti la foto, tanto oramai ti conoscono tutti. No, avvocate, il problema è che lei dice che è bella. Ma ci vuoi dare la dimostrazione, no? Avvocate, io conosco il volto della signora. Quindi la signora, se deve mettere una vera foto. Allora ho detto, metti la foto, vediamo. Cosa ho detto di male? No, sono giorni che lo dico. Va bene, aspettiamo, quindi io ti ho detto faremo giudicare alle persone, quindi ci togliamo noi perché giustamente noi influenzeremo il voto, quindi io non ti ho detto che io, Avvocatella, a quelli che hai attaccato non faremo votare, quindi farò votare a tutti quanti gli altri, farò un sondaggio, ciao Marco, farò un sondaggio dove farò, ragazzi, date un giudizio, indipendentemente da quello che sta succedendo. Quindi io quello. Sì, sì, sì. Ciao Marco. Allora, tu dici essere così. Io ho messo la mia foto su, diciamo, su YouTube, l'ho messa io. Qualcuno non l'ha messa, semmai perché non si vuole far vedere. Quindi a me mi conoscono tutti. Io non mi considero bello, partiamo da questo. Io sono normalissima. Quindi, se tu dici che però sei fantastica, sei bellissima, sei questo e questo, d'accordo, metti. No, però è AMG e lei dice che è così, però vogliamo le prove, non è che. No, no, ma io non giudico dall'aspetto diciamo esteriore, AMG, però siccome lei sono giorni e giorni che dice che lei è così, lei è così, buona domenica pure a te Marco, ma vogliamo le prove però AMG, lascia stare che hai ragione tu che non conta l'aspetto esteriore, non ho mai, io in vita mia non l'ho mai contato, pensa un po', quindi è l'ultima cosa, a me non interessa se una è bella e brutta, quindi diciamo io non dico diciamo, l'oggetto esteriore perché non serve a nulla, se sei bella fuori e poi dentro sei marcia non mi serve a nulla, quindi diciamo è così. Quindi lei ha sempre attaccato Avvocatella, adesso ha detto "No, io la ignoro. Tu l'hai attaccata dal principio, io ti faccio vedere tutti i messaggi che saranno centinaia, migliaia, che ne so, ho perso il conto io oramai. Poi vieni a scrivere adesso io la ignoro. Tu l'hai massacrata più o meno. Vedi, è ridicolo dire così.
Quindi voglio dire io non mi baso mai sulla persona come è fatta. Può essere corta, può essere grassa, può essere come vuoi. A me non mi interessa l'aspetto esteriore, lo torno a ripetere. Però siccome la signora dice di essere fantastica, bellissima, vogliamo le prove. Prove che ancora tutt'oggi non sono arrivate. Quindi io ho capito MG tu cosa vuoi dire, però io voglio il video, la foto che sia, dove lei compare e fa vedere davvero se come dice lei oppure no. Vabbè, io dico una cosa, allora io dico una cosa e tu ne dici un'altra, stiamo sempre a dire le stesse cose. Io ho detto metti una foto, metti un video e tu ora mi ripeti la stessa cosa. Non so, sarà un vizio, non lo so, no, forse è una cosa pazzesca qua. Io dico una cosa e lei mi ripete la stessa cosa. Metti una foto, un video dove stai tu presente. Ciao Marie. Mastro, lei dice sì. D'accordo. Ma quando? Dimmi. Io te l'ho detto da 8-9 giorni, non credo per fare un video ci voglia nulla. Basta farsi un video col cellulare e fatto. Non è che dobbiamo andare a fare un set cinematografico qua. Cioè, io non voglio giudicare, io non faccio giudicare avvocatella, giudicheranno le altre persone perché se no dopo dicono che noi abbiamo dato il voto negativo. Quindi togliamoci noi, togliamo a me, togliamo a avvocatella, togliamo a Elena perché daremmo un voto giustamente. Lo fai caricare da chi vuoi, non è importante per noi, l'importante è vedere te. Quindi non è che a me non importa chi lo carica, l'importante è vedere e dare giudizio. Quindi fare un sondaggio. Io escludo a me, Avvocatella e Elena e quelli lì che ha attaccato perché giustamente ti darebbero un voto negativo. Quindi non prenderemo parte alla votazione. Ma dei a Tallinn, no? Vabbè. Vabbè ragazzi, lasciamo stare che il video, bravo, ma no Astro, ma è inutile, adesso devo andare a Tallinn in vacanza. È inutile, lo sto dicendo da un sacco di tempo. Tutto allora pure io oggi mi metto qua su YouTube, sono bellissimo, sono feichissimo, c'ho il fisico asciutto, poi mi manda a vedere, c'ho la pancia, dice ma Giuseppe, ma possibile che hai la pancia e dici che sei il fisico asciutto? Cioè io mentirei se dico, io non ho mai detto di avere il fisico asciutto ragazzi, io ho la bella pancia proprio, quindi sto bello ciotto ciotto come dico io. Quindi perché dovrei dire ragazzi c'è il fisico asciutto? Ce l'avevo a 20 anni il fisico asciutto. Quindi poi mi sono perso un po' per la via, quindi diciamo che mangiare mi piace. Quindi pure io a 20 anni avevo un fisico da paura. Quindi poi giustamente con l'età, io sono vecchiarello ragazzi, ho 43 anni. Quindi diciamo che tutti noi a 27, 28 anni, 30 anni eravamo. Sì, Astro, ma io ho fatto bodybuilding, ho fatto box, ho fatto un sacco di sport a livello, diciamo, ma pesante, a livello proprio, specialmente il bodybuilding l'ho fatto per tanti anni. C'ho una forza che fa paura, la forza mi è rimasta, però la pancia è uscita, Astro. Cioè, a finale purtroppo poi la vita che facevo con le fiere, sempre a mangiare, poi a fare il cuoco, l'aiuto cuoco, quindi sempre a trattare roba da mangiare, quindi assaggia qua, assaggia là, e la fine. Quindi poi mangiavo male perché a che ora ero? Prima, ma io sto sempre qua, guarda, eh. Tallinn, vai a Tallinn, vai. Beata te, qua stiamo a Salerno, non abbiamo soldi noi. A me, tu hai difficoltà a prendere peso. Io invece ho l'opposto in effetti, quindi diciamo che ho difficoltà a perderlo. Quindi diciamo che è così al finale.
No, ragazzi, non la pensate. Va a Tallinn, poi va a Helsinki. Secondo me non si muove mai da dove sta. La signora dice Tallinn, secondo me non sa neanche dove si trova Tallinn. Dove si trova Tallinn? Dimmi. Lo sai perlomeno? Parli di Tallinn, sai dove si trova più o meno? Vedi ragazzi, Astro, vedi? Ripete le stesse cose all'infinito. Va a Tallinn, bravo, hai ragione, va a Tallinn. Helsinki, vabbè, Helsinki secondo me lo sa. Sì, sì, sta cercando su Google. Te lo dico io comunque in partenza, si trova in Estonia, dai. Partiamo da subito, quindi te lo dico in partenza. In Estonia, dopo che l'ho detto io, basta, quindi... Helsinki, vabbè, Helsinki, vabbè, lo sanno tutti Helsinki che cos'è. Allora, di bello a Helsinki adesso, ragazzi, non ci sta nulla, quindi ve lo dico io che in Finlandia ci sono stato, vi posso garantire che non c'è nulla da vedere proprio in questo periodo dell'anno, anzi sotto Natale proprio non c'è quasi nulla, ragazzi, ghiaccio, neve, quindi sarebbe una vacanza che io non farei mai e poi mai, che vado a fare? In effetti Helsinki in queste località qua si va da maggio a settembre, questo è il periodo più o meno. Quindi andare a Helsinki e poi non uscire di casa, che ci vai a fare? Quindi informati prima di andare dove vai. Sì, sì, abbiamo visto, come abbiamo detto, dove si trova? Hai cercato su Google, come ha detto Astra, e poi hai detto Estonia. Anzi, l'avevo detto già prima io. E vabbè, buona vacanza allora. Meno male, finalmente stiamo un po' in pace. Ah, va perché ti piace la neve. E vabbè, qua c'è sta il Val d'Aosta, così bello, Val d'Aosta. Ah già, sì, sì, hai ragione, sì. Vabbè. Io non so vedere se ne... Allora, io ti dico una cosa, io faccio una vita normale, i soldi ce li ho, non ce li ho, non mi sono mai fatto il problema se ce li ho o non ce li ho, non me lo farò mai il problema. Se oggi mangerò una fetta di carne, se domani mangerò solo la pasta, quindi non mi importa proprio di nulla. I soldi tuoi, fanne che vuoi tu, ma a me non mi interessa proprio. Io la vita già l'ho vissuta molto bene, quindi so stare senza soldi, so stare con i soldi. Io ho fatto bella vita sempre, quindi non me ne importa proprio dei soldi. Sono l'ultimo mio pensiero, quindi geloso. Oh, ma per me puoi avere pure i miliardi, a me non cambierà mai la mia opinione, quindi a me è no, no, no. Mi puoi pagare anche i miliardi, mi puoi dare. La risposta sarà sempre e solo no. Quindi mi puoi regalare pure un attico, due attichi, tre attichi, quello che vuoi. Con i soldi non si compra mai nulla. Puoi comprarti quello che vuoi, ma non ciò che non puoi avere. Quindi la mia risposta indiretta è sempre che no, no. Facile, no? Quindi vuoi i gemelli, trovati un altro. Facile, no? Penso che più chiaro di così. Quindi pure se tu avessi i miliardi a me non mi interessa proprio nulla, quindi è inutile che scrivi mi compri qua, mi compri là, mi compri questo, io voglio stare in affitto, voglio fare la fame, ma io con una come te manco se mi pagano 1000 euro al giorno non verrò mai.
No, veramente quella che fa ridere non sono io, quindi io vado a lavorare, non ho bisogno di farmi mantenere da nessuno. Se oggi ho i soldi faccio la spesa, se no lì ci arrangiamo, come diciamo qua, no? Tu pensi che un napolitano sei buono? Sì, Astro, ma è un anno e mezzo che fa questo, figurati. Siamo abituati a peggio, questo non è nulla. Quindi diciamo che buona vacanza allora, buona Estonia, buon Helsinki, quindi sulla neve, vai ragazzi. Quindi il video non arriverà mai, la foto non arriverà mai, perché ragazzi in realtà la signora non è come si è descritta con voi, perché io l'ho vista, quindi non posso dire. Dopo se io dico adesso no, quella non è come ha detto lei e dopo dice che io ho mentito, quindi non posso dire che non è bella perché dopo mi dice che io so bugiardo, quindi per forza devo dire metti il video e facciamo giudicare, perché se lo dico io adesso, no, mi può dire pure, ma tu sei un bugiardo. Allora, metta la fotografia o video tu e vedremo quando si bella così la gente vedremo che ti dice i te. Quindi, tanto capisci un napoletano, non è un problema. Metto un video tu e vedremo quanta gente parla buono e quanta gente dice che non si bella come dici tu. Metto un video, qual è il problema lo tuo? Che ti costa? Perché lo sai, no, il giudizio qual è, no? Penso che pure gli altri hanno capito, no, ragazzi? La signora ha paura di mettere il video perché sa il giudizio sarà negativo, quindi lo dico in italiano perché chi non lo capisce in napoletano è un po' difficile, quindi l'ho detto un po' stretto, quindi forse qualcuno l'ha capito, qualcuno no. Quindi io, per parte mia, io dico che non è bella come dice lei. Poi lei dirà io sono bugiardo, quindi ho detto metti il video e vediamo. Quindi io non devo giudicare perché io parlerei sicuramente negativo. Allora, aspetta, io aspetto questo video, ma non perché già t'ho visto, quindi non è che ho bisogno di rivederti. Quindi è per uno sfizio personale di tutti i maschi che stanno sul canale, pure che stanno ovunque, di dare un giudizio. Cioè le donne no, le donne in effetti potranno anche dire qualche commento, ma io voglio che venga giudicata, diciamo, se è bella oppure no. Ti ricordi quando sei venuto a Materno tu? Avevi le labbra rifatte. Secondo te erano labbra rifatte bene quelle? Io mi ricordo ancora come se adesso fosse, erano labbra fatte male. Il botolino che cosa era non lo so, ma non era fatto da uno specialista bravo. Cioè le labbra vanno fatte da uno, devi sborsare i soldini, tipo Lorenzetti, ti faccio l'esempio, quello che sta da Barbara D'Urso, e quello ti fa un lavoretto, costa una barca di soldi, però quando esci da là c'hai un labbro perfetto. Quando sei venuto qua il labbro non era fatto da una persona, diciamo, con il chirurgo estetico bravo, dico io. C'erano delle imperfezioni, quindi non mi puoi venire a dire a me questa cosa qua. Quindi tu parli di soldini di qua, soldini di là, poi ti fai fare un brutto lavoro. Lascia stare chi il labbro era fatto male all'epoca, perlomeno quando sei venuto qua. Quindi non era uno specialista di fare queste cose qua, io non ne capisco mo. Però sicuramente non era uno bravo. Cioè io se devo farmi un'operazione esteticamente vado, la faccio una sola volta, pago bene e buonanotte. Almeno io credo che sia così, eh. No, veramente sei venuto tu qua sotto da me, quindi non è che sono venuto io da te. Esattamente il 24 agosto alle ore 15. Quindi mi ricordo pure l'orario. Per me non erano labbra fatte da una persona competente, basta. Questo è il mio giudizio.
Allora, posta una foto, un video, una foto, pure una foto basta, non è che uno vuole il video per forza. Boh, vabbè, ciao Astro, ciao a tutti ragazzi, vi saluto pure io, vado a vedere, tanto sono 12:24, poi ci sentiamo più tardi, quindi quando vuoi metti il video così la gente giudicherà. Io non posso dire no, non è bella perché dopo tu diresti no, quello è bugiardo, quindi mettila e poi giudicheranno le persone, non io, quindi io non voglio giudicarti. Devi scrivere se è venuta. Sei venuta, sì, mica ho detto che sei una donna, ho detto, quando non mai. Ciao Vocatella, ciao a tutti ragazzi e buona giornata a tutti.